in piedi, vogliamo pregare insieme. A te la gloria, Signore, a te la gloria, Padre. Signore Dio nostro, Padre, noi siamo qui nella tua casa, alla tua meravigliosa presenza per ringraziarti e benedirti, ma per offrirti, Signore, attraverso la lode e l'adorazione, Signore, il nostro cuore, Signore. Noi vogliamo in questa sera, Signore, che ancora il sangue tuo, Padre, ci lavi e ci purifichi, Signore, da ogni peccato, da ogni iniquità. E altresì vogliamo prendere autorità nel nome di Gesù, Signore, per legare ogni principato, ogni potestà che sono nei luoghi celesti, siano legati nel nome di Gesù, Padre. Ti ringraziamo, Padre, e ti chiediamo ancora in questa sera, Signore, che la guida, la potenza, l'unzione del tuo Spirito siano in mezzo a noi, Padre, affinché tutti noi possiamo essere guariti, liberati, Signore, consolati, Signore, rafforzati attraverso, Signore, la predicazione della tua parola. Ti diciamo grazie con tutto il cuore per questo privilegio di essere qui e di poterti servire. Ti diciamo grazie in quell'unico nome, che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Alleluia. Allora tutti insieme, fratelli cari, vogliamo lodare il Signore con tutto il cuore, vogliamo partecipare con le mani. Sei tu mio Gesù, l'unico motivo per vivere. Sei tu mio Signore, l'unica verità è che Signore sei la mia luce, la mia salvezza, l'unico mio amore. Sei tu Signore e per sempre ti adorerò. Poderoso, tu sei grande, maestoso, sei forte e invincibile, e nessuno è come te. L'unica ragione dell'adorazione sei tu, mio Gesù, l'unico motivo per vivere. Sei tu, mio Signore. L'unica verità è che Signore sei la mia luce, la mia salvezza, l'unico mio amore. Sei tu Signore, poderoso, tu sei grande, maestoso, sei forte e invincibile, e nessuno è come te. Sei Dio. Sei forte e invincibile, e nessuno è come te. Come te, come te, come te, Alleluia. Battiamo le mani, perché dice questo Salmo 47. Battete le mani, o popoli, celebrate Dio con grida di trionfo. E continua, dice, perché l'Eterno, l'Altissimo è tremendo, grande è su tutta la terra. Egli sottometterà i popoli a noi e le nazioni sotto i nostri piedi. Egli sceglierà per noi la nostra eredità, la gloria di Giacobbe che egli ama. Dio è salito tra acclamazioni di gioia all'Eterno al suono di trombe. Cantate lodi a Dio, cantate lodi al nostro Re, cantate lodi, poiché Dio è Re di tutta la terra, cantate lodi con bravura. Dio regna sulle nazioni, Dio siede sul suo santo trono, il principe dei popoli, il popolo del Dio di Abramo si sono riuniti insieme, poiché a Dio appartengono gli scudi della terra, egli è grandemente esaltato. Allora iniziamo, battete le mani, popoli, battete le mani, figli dell'Eterno. Noi siamo qui,
attraverso il battito della voce, ma soprattutto con il nostro cuore. Offriamo a Dio tutta la lode e l'adorazione che Egli merita, perché Dio è meraviglioso. Libertà, perché son suo figlio, sono suo figlio. Io posso danzare in libertà, perché sono amato, io sono amato. Posso sentire la gioia, posso sentire l'unzione, c'è libertà e guarigione, vogliamo danzare. Posso sentire la gioia, posso sentire l'unzione, c'è libertà e guarigione, vogliamo danzare. C'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà. Io posso danzare in libertà, perché son suo figlio, sono suo figlio. Io posso danzare in libertà, perché sono amato, io sono amato. Posso sentire la gioia, posso sentire l'unzione, c'è libertà e guarigione, vogliamo danzare. Posso sentire la gioia, posso sentire l'unzione, c'è libertà e guarigione, vogliamo danzare. C'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà. Io vivo, io vivo, io vivo in libertà. Io vivo, io vivo, io vivo in libertà. Nella casa di Dio, dillo. libertà, nella casa di Dio c'è libertà. C'è libertà. Alleluia. C'è libertà perché il Signore ci ha resi liberi, fratelli cari. E in questa sera il nostro cuore giubila alla sua meravigliosa presenza, sapendo che il nostro Dio meraviglioso continuerà ad operare nelle nostre vite come in questa sera. Ci ha resi liberi, ma vuole continuare a benedire le nostre vite come in questa sera. Quindi sentiti libero di stare alla presenza di Dio come lo Spirito ti guida.
stando in piedi, seduto, prostrandoci, inginocchiandoti, sentiti nella libertà di stare alla presenza di Dio come il Signore vuole e come il Signore guida il tuo cuore. E quindi noi ringraziamo il Signore perché ci ha messo in questa libertà meravigliosa, ma soprattutto questa libertà ci permette ancora in questa sera di stare alla sua meravigliosa presenza. Grazie Signore, perché tu ci hai resi liberi e ciò che tu hai reso libero è veramente libero. E noi ti siamo grati con tutto il cuore e vogliamo adorarti insieme con tutto il cuore, perché questo è il tutto della nostra vita, quello di adorarti Signore, quello di stare alla tua presenza e quello di benedire e innalzare il tuo nome meraviglioso. Vogliamo farlo insieme, facciamo un canto ancora e tutti possiamo stare ai piedi di Gesù adorandolo con tutto il cuore. Alleluia Signore, grazie Padre per questa libertà Signore che tu hai donato alle nostre vite Signore. Noi che vivevamo lontani da te, tu ci hai liberati Signore dai lacci, dai legami che opprimevano e schiavizzavano la nostra vita Padre. Ti diciamo grazie Padre perché tu sei venuto sul nostro cammino, tu ci hai scelti e tu ci hai liberati da ogni cosa Padre, grazie. Vogliamo adorarti insieme papà, vogliamo adorarti Padre, perché sei meraviglioso e sentiamo in questa sera ancora la tua meravigliosa presenza. Grazie Gesù, alleluia. Ai tuoi piedi apro il mio cuore, ai tuoi piedi io dono ciò che ho, luogo sicuro sono le tue mani, dove niente mi può fare del male. Mi perdonasti, mi accettassi alla tua presenza, mi rialzasti ed io mi prostro ad adorarti. Non c'è un luogo più alto, più grande che stare ai tuoi piedi, che stare ai tuoi piedi. Non c'è un luogo più alto, più grande che stare ai tuoi piedi, che stare ai tuoi piedi. Ai tuoi piedi apro il mio cuore, ai tuoi piedi io dono ciò che ho, luogo sicuro sono le tue mani, dove niente mi può far del male. Mi perdonasti, mi accettassi alla tua presenza, mi rialzasti ed io mi prostro ad adorarti. Non c'è un luogo più alto, più grande che stare ai tuoi piedi, che stare ai tuoi piedi. Non c'è un luogo più alto, più grande che stare ai tuoi piedi, che stare ai tuoi piedi. Un luogo più alto, più grande che stare ai tuoi piedi, che stare ai tuoi piedi.
aprendo il nostro cuore al ridere, che è qui presente ed è presente per te, alleluia. Digli, qui voglio restare papà, qui voglio restare Gesù, prostrato ai tuoi piedi, perché so che lì, Signore, lì Padre, niente mi può toccare, niente Padre mi può rapire dalla tua mano, Gesù, alleluia. E qui io voglio restare, prostrato ai tuoi piedi, e qui io voglio restare ai piedi tuoi. alza la tua voce. E qui io voglio restare, prostrato ai tuoi piedi. E qui io voglio restare ai piedi Sì, Padre, noi vogliamo stare ai tuoi piedi, alla tua meravigliosa presenza, papà, perché noi in questa sera sentiamo questa necessità, questo bisogno, papà, di contemplare, Signore, la tua bellezza, la tua santità e soprattutto, Signore, quello di adorarti con tutto il cuore, Signore. Difatti dice, Signore, proprio nella tua parola, tu ci inviti, Signore, a venire a te con canti di gioia, mandando al Signore grida alla rocca della nostra salvezza. Veniamo alla tua presenza con lodi, celebriamolo con canti, poiché l'Eterno è un Dio grande e un gran re su tutta la terra. Nelle sue mani sono le profondità della terra e sue sono le alte vette dei monti. Suo è il mare perché egli l'ha fatto e la terra asciutta che le sue mani hanno plasmato. Venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti. Grazie papà, grazie per questo invito che ancora tu ci rivolgi, quello di stare alla tua meravigliosa presenza, papà, perché tu sei qui, Padre, e tu ami, Signore, e cerchi ancora in questo tempo un popolo che ti adori e ti adori in spirito e verità. E noi vogliamo essere tali tutti insieme, fratelli cari, senza distrazione, ma vogliamo stare alla presenza di Dio in questa sera che è qui. Egli ci aspettava già per benedire le nostre vite, per consolare i nostri cuori, per dare forza allo stanco e per guarire ogni infermità. Siamo alla presenza di Dio, prostriamoci davanti a Lui in questa sera, prostriamoci perché il nostro Dio ama un popolo di adoratori e noi vogliamo essere quelli che l'adorano in spirito e verità. Alleluia, Signore, a te la gloria, Padre. Grazie Gesù per questo tempo che ci stai donando di essere davanti a te, Padre. Grazie papà, sei meraviglioso, Signore, la tua presenza è meravigliosa, papà. Grazie Gesù, alleluia, a te la gloria, Signore, a te la gloria, papà, a te la gloria Gesù, grazie per ogni cosa. le volte che sembra che il sole non voglia andar via, sento il tuo fuoco che brucia dentro al mio cuore, so che mai andrai via. Tutte le volte che credo di averti perduto per gli errori che ho fatto, e sento di nuovo quel fuoco in me e le tue parole che subito arrivano al cuore. Sono il sì
sono il Signore, non avrai mai altro Dio all'infuori di me. Camminerò per sempre vicino a te e ti guiderò per nuove strade, per nuovi sentieri, e nel tuo cuore ti metterò i miei pensieri. Tutte le volte che sembra che il sole non voglia andar via, sento il tuo fuoco che brucia dentro al mio cuore, so che mai andrai via. Tutte le volte che credo di averti perduto per gli errori che ho fatto, e sento di nuovo quel fuoco in me e le tue parole che subito arrivano al cuore. Sono il Signore, nessuno ti potrà mai separare da me. Sono il Signore, non avrai mai altro Dio all'infuori di me. Camminerò per sempre vicino a te e ti guiderò per nuove strade, per nuovi sentieri, e nel tuo cuore ti metterò i miei pensieri. Io sono il Signore, io sono il Signore, Io sono il Signore, io sono il Signore, non avrai altro Dio all'infuori di tu me. sei Gesù, Tu sei il Signore, dillo, tu sei il Signore, tu sei il Signore, tu sei il Signore, non avrai altro Dio all'infuori di me, all'infuori di me. Grazie Signore. Grazie papà, perché tu sei il nostro Dio, sei il nostro papà celeste, nel quale Signore noi in questa sera ancora vogliamo rifugiarci e a te vogliamo portare, Signore, ancora in questa sera tutti i nostri pesi, le nostre difficoltà, sapendo papà che tu in questa sera, come dicevamo prima, sei venuto a liberarci da tutti questi pesi di questa vita. E siamo qui nella tua casa, Signore, e già sentiamo, Signore, che ogni peso sta andando via, Padre, perché la nostra fiducia, la nostra confidenza è in te. E come è scritto nella tua parola, Signore, se tu sei con noi, chi sarà contro di noi? E noi questa sera nella tua casa, nella tua presenza, papà, troviamo forza, troviamo coraggio, papà. Non ci scoraggiamo, fratelli e sorelle, perché Dio è con noi e con il suo popolo. E in questa sera Egli è qui ancora per elargire le sue copiose benedizioni sulle nostre vite, affinché noi possiamo uscire da questo luogo completamente rinnovati, rigenerati, rafforzati, consolati, guariti. Amen.
Ma noi ci crediamo, fratelli cari, che ogni qualvolta siamo nella casa dell'Eterno, Dio fa cose meravigliose. Io mi aspetto in questa sera che Dio ancora si muova verso il suo popolo, verso i suoi bisogni. Io ci credo insieme a voi. E Dio ama un popolo che crede in Lui, che non mette limiti a ciò che Dio può fare. E a volte siamo noi che mettiamo limiti a Dio perché non crediamo che Egli può fare di più. Dio fa molto di più, fratelli cari, e fa delle cose che non salgono nemmeno nel cuore dell'uomo. Fa molto di più. Allora vogliamo veramente giubilare alla sua presenza, vogliamo ringraziarlo, vogliamo essere un popolo, fratelli cari, che saltella, come dice la parola, come vitelli da stalla, ripieni di Spirito Santo, ripieni di fuoco per il nostro Dio meraviglioso, come delle fiamme. E noi vogliamo esserlo, tutti insieme, alleluia, alleluia. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli cari, vogliamo alzarci, vogliamo in questa sera veramente allargare tutto il nostro cuore davanti alla presenza di Dio che è qui presente. Lascia andare il tuo cuore, libera la tua mente e lascia che il Signore operi nella tua vita. Sei qui con una necessità, un bisogno, e Dio vuole appagare tutto ciò che ti sta opprimendo in questo tempo. Ma tu allarga solo il tuo cuore in questa sera, alza le tue braccia a Lui e lodiamolo insieme, fratelli cari, lodiamolo insieme, facciamo sentire la nostra voce di giubilo, una voce che ringrazia il nostro Dio meraviglioso e santo. Alleluia, Signore, a te la gloria, papà, a te la gloria, Signore, sei meraviglioso, papà, grazie Gesù, benedetto il tuo nome, Signore. Benedetto il tuo nome santo, papà. A te la gloria, Gesù, a te la gloria. Quanto bello sei Gesù, sono le tue parole ed il tuo amor, quanto glorioso sei Gesù, che il tuo potere fu la tua croce, quella che mi salvò e mi riscattò. Per un momento sono lì, mi dai libertà. Dillo e ti do Gloria, gloria, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, a te Gesù, a te Gesù, ti do gloria, gloria, diamo gloria a Gesù, alleluia, gloria, gloria, sempre ti do gloria, gloria, a te Gesù. quanto bello, alleluia, Quanto bello sei Gesù, sono le tue parole ed il tuo amor, quanto glorioso sei Gesù, e il tuo potere sulla tua croce, sulla tua croce, quella che mi salvò e mi riscattò. Per un momento solo lì mi dai libertà. Ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, a te Gesù, a te Gesù, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, a te Gesù. Con una corona di spine dillo di venissire per sempre,
ti do gloria, gloria. A te Gesù, a te Gesù, ti do gloria, gloria. Ti do gloria, gloria. Ti do gloria, gloria. A te Gesù. Alleluia, diamo gloria al Signore con tutto il cuore. A volte, fratelli cari, sembra che il Signore per noi non abbia fatto niente e siamo lì un po' messi, un po' tristi. Ma Dio già ha fatto tutto, fratelli cari. Egli ci ha dato la salvezza. Ci ha dato la salvezza in Cristo Gesù. Noi che non pensavamo proprio di ricevere tutta questa bontà, benignità da parte di Dio, ma Egli già ha fatto qualcosa di straordinario e meraviglioso. Ci ha dato la salvezza, qualcosa di inappagabile che nessuna ricchezza del mondo può comprare, e Dio ce l'ha dato gratuitamente in Cristo Gesù. Ecco perché il nostro cuore deve giubilare, deve essere un cuore che si allarga, perché già Dio ha fatto qualcosa di potente nelle nostre vite. Ci ha dato la salvezza, fratelli cari, e non è prerogativa di tutti gli uomini. Il mondo geme in travaglio perché non ha speranza, non ha la speranza del domani, non ha la speranza di quando gli occhi si chiuderanno. Invece noi no, noi abbiamo la certezza della vita eterna, e questo ci fa giubilare alla presenza di Dio. Ma noi in questa sera vogliamo anche pregare, fratelli cari, per i tanti fratelli e sorelle che non sono qui in mezzo a noi, ma che sono ammalati, e quindi noi vogliamo pregare per loro. Quindi preghiamo insieme per Gabriele, per Naomi e per Giulia, per una completa guarigione nel nome di Gesù. Signore, guariscili completamente affinché li possiamo vedere nel nostro mezzo, Signore, a lodare e benedire il tuo nome. Preghiamo anche per la piccola Ludovica, preghiamo per il pastore e sua moglie Margherita, che il Signore li usi sempre di più. Preghiamo per il piccolo Gioele, per febbre alta. Noi vogliamo sgridare questa febbre nel nome di Gesù da questo piccolino. E vogliamo continuare a pregare per il nostro fratello Camillo, il nostro fratello Vittorio. Noi vogliamo pregare ancora con tutto il cuore che il Signore li guarisca e li liberi. E non vogliamo dimenticare ancora il nostro fratello Mario, che ancora in questa sera non vediamo nel nostro mezzo. E preghiamo per la sorella Antonietta, che anche lì il Signore la tocchi e la guarisca nel nome di Gesù. Benedici la casa di Mario, benedici Antonietta, benedici Giuliana e benedici quanti in questo tempo stanno attraversando un momento particolare. Padre, vogliamo pregarti anche per i tanti fratelli e sorelle che sono sparsi nel mondo, Signore, che non hanno questa libertà come la nostra di stare alla tua presenza e lodare e benedire il tuo nome. Signore, guardali, preservali dal male, Signore, fa che ancora, Signore, in questi luoghi così di grande difficoltà loro possono essere una luce che grida nel deserto, papà. Benedicili, guardali, e noi li affidiamo a te nel nome di Gesù, Signore, sapendo, Padre, che tutto quello che ti abbiamo chiesto, Signore, tu opererai in modo potente e straordinario. Vogliamo dirti grazie con tutto il cuore in quell'unico nome, che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Accomodiamoci. Se ci sono testimonianze, fratelli cari, sorelle care, chi vuole testimoniare, venga avanti e ascoltiamo ciò che Dio ha fatto per noi. Se non ci sono testimonianze, vogliamo raccogliere ora le nostre offerte. Amen. Preghiamo anche per l'offerta. Caro Padre, ancora in questa sera ti siamo grati per come siamo qui, e ti siamo grati, Signore Geosi, per come possiamo offrirti, Signore, questa offerta. Signore, te la diamo con tutto il nostro cuore, sapendo, Papà, e riconoscendo ancora sempre che tutto quello che noi abbiamo, Signore, viene dalla tua mano provvida, perché sei tu che benedici anche le nostre finanze. E noi vogliamo donarle a te con tutto il cuore, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Del mio Signore con tutta l'anima mi rallegrerò nel suo amor e la sua speranza, e canterò a colui che mi salvò. Solo in te vincerò,
gioia io vivrò. Un solo nome. Gesù, 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 sei la vita, sei la vita che dentro al mio cuore, sei il centro della mia adorazione, sei la vita che dentro al mio cuore, sei il centro della mia adorazione. solo in te Vincerò la montagna, salirò, solo in te danzerò e con gioia io vivrò. Gesù, 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 Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia. Siamo pronti, fratelli cari, per ascoltare il prezioso consiglio della parola. C'è stato un tempo in cui il popolo dell'Eterno, fratelli cari, davanti all'ascolto di questa parola piangeva, dice, poi leggeremo insieme, ma voglio farvi un piccolo inciso su questo aspetto. Erano talmente rallegrati, gioiosi di poter ascoltare la parola di Dio che dice, lo leggeremo, che loro piangevano. A noi a volte forse ascoltare la parola di Dio mi sembra che è diventata quasi una routine. Dice vabbè, questa sera, fratelli cari, il Signore vuole parlare al nostro cuore. Amen. Vogliamo prendere insieme dal libro di Neemia al capitolo 8. Leggeremo, io ho dato la regia dal primo versetto al 9, ma leggeremo fino al 12. Neemia capitolo 8, dal primo versetto fino al 12. Se abbiamo preso tutti. Amen. Vogliamo elevare questa spada che è la parola di Dio in alto e vogliamo pregare insieme. Caro Padre, ancora in questa sera ti siamo grati, papà, per come ancora abbiamo il privilegio, Signore, di poter ascoltare il prezioso consiglio della tua parola. Perché ancora in questa sera tu vuoi parlare al nostro cuore, Signore. Noi ti diciamo grazie per questo privilegio, per questa opportunità e personalmente, Signore, voglio anche ringraziarti per come mi chiami a ministrare la tua preziosa e meravigliosa parola. Chiedo sempre che sia il tuo Spirito a guidare le mie labbra e il mio cuore affinché ogni cosa, Signore, che dirò, Padre, non sia frutto della mia mente, ma che sia frutto, Signore, del tuo Spirito, Padre. Tocca ogni cuore attraverso la tua parola e che tutti insieme noi possiamo meditarla, ma soprattutto, papà, possiamo metterla in pratica per essere figli e figlie, Signore, veramente ubbidienti e consacrati a te. Ti diciamo grazie con tutto il cuore, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, alleluia. Leggiamo insieme dal primo versetto, Neemia capitolo 8, dice così. Allora tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza che era davanti alla porta delle acque. Dissero poi ad Esdra, lo scriba, che portasse il libro della legge di Mosè che l'Eterno aveva dato a Israele. Il primo giorno del 7° mese il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, donne e di tutti quelli capaci di intendere. Quindi lo lesse sulla piazza che sta davanti alla porta delle acque dallo spuntar del giorno fino a mezzogiorno, davanti agli uomini, alle donne e a quelli capaci di intendere, e le orecchie di tutto il popolo stavano attente al libro della legge. Esdra, lo scriba, stava su una tribuna di legno che avevano fatto per l'occasione. Accanto a lui stavano a destra
Mattitia, Scema, Anania, Uria, Ilchia e Masea. A sinistra Pedaia, Mishael, Milcaia, Hashun, Asbadan, Zaccaria e Mesullam. Esdra aprì il libro alla presenza di tutto il popolo perché stava più in alto di tutto il popolo. Come l'aperse tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse l'Eterno, il grande Dio, e tutto il popolo rispose Amen, Amen. Alzando le mani poi si inchinarono e si prostrarono con la faccia a terra davanti all'Eterno. Yeshua, Bani, Sherebia, Yamin, Acub, Shabbetai, Adia, Masea, Keita, Azaria, Jodabad, Hanan e Pelaia. E i Leviti aiutavano il popolo a capire la legge mentre il popolo stava in piedi al suo posto. Essi leggevano nel libro della legge di Dio distintamente, spiegandone il significato per far loro capire ciò che si leggeva. Nemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i Leviti che ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo: questo giorno è consacrato all'Eterno, il vostro Dio. Non fate cordoglio e non piangete. Tutto il popolo, infatti, ascoltando le parole della legge, piangeva. Poi Nemia disse loro: andate, mangiate cibi squisiti e bevete vini dolci e mandate porzione a chi non ha nulla di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non rattristatevi, perché la gioia del Signore è la vostra forza. I Leviti tenevano zitto tutto il popolo dicendo: tacete, perché questo giorno è santo, non rattristatevi. Allora tutto il popolo andò a mangiare, a bere e a mandar porzione ai poveri e a festeggiare con grande esultanza, perché avevano compreso le parole che erano state loro spiegate. Amen. Fin qui la parola di Dio. Vedete, c'è un atteggiamento particolare di questo popolo, soprattutto un popolo che si raduna, fratelli cari, per ascoltare il prezioso consiglio della parola di Dio. E dice in questi passaggi che abbiamo letto poc'anzi che mentre si cominciava a leggere nel libro della legge di Mosè, questo popolo, dice la parola di Dio, che cominciò a prostrarsi con la faccia a terra. Vedete la riverenza, vedete il rispetto, vedete l'ubbidienza, il timore che aveva questo popolo di fronte alla lettura della parola di Dio. Io prima dicevo, facevo un inciso su questo aspetto, che a volte noi sottostimiamo il fatto che veniamo nella casa di Dio e possiamo ascoltare, fratelli cari, la parola di Dio. Vedete, nel mondo, e in particolare zone del mondo, non c'è questa possibilità, perché a volte anche avere un piccolo fogliettino della parola di Dio si è incarcerati e si è anche battuti. Solo avere forse un pezzetto del Vangelo o di un altro libro dell'Antico Testamento. Invece qui noi abbiamo una piena libertà, fratelli cari. Noi possiamo, e tutti noi, spero di sì, abbiamo la parola di Dio a casa nostra. E quindi possiamo meditarla sempre, avere questa opportunità, questo privilegio che Dio ci ha dato di avere questa parola meravigliosa, preziosa di Dio nelle nostre case. E soprattutto, se non bastasse, si predica, continuamente anche, nei luoghi dove ci si raduna. Questo capitolo, fratelli cari, parla di qualcosa di meraviglioso, di particolare, parla di risveglio. Noi tante volte, noi preghiamo al Signore tutti insieme: Signore, vogliamo un risveglio, Signore, vogliamo un risveglio, come se il risveglio, fratelli cari, dovesse arrivare da un'altra parte o da altre persone. Noi siamo abituati, e questo è un errore, fratelli cari, che le cose vengono da anche fuori Italia, maggiormente dall'America, questi venti particolari. E noi quasi quasi ci adagiamo su ciò che arriva sempre da altri paesi. Fratelli cari, ma Dio chiama noi, chiama me, chiama te ad avere un risveglio primariamente nel nostro cuore, nelle nostre vite. Io non posso aspettarmi che il risveglio arrivi da altri. Dio benedica anche altri, ma io voglio il risveglio nella mia vita, nella tua casa, nella tua famiglia. Io voglio vedere il risveglio nella comunità, nel luogo dove noi serviamo il Signore. E io non mi posso aspettare che il risveglio arrivi da altre parti. Questo popolo, fratelli cari, dice la parola di Dio, se abbiamo letto attentamente, dice che si è radunato, fratelli cari, dall'alba. Tutte le persone, uomini, donne e bambini capaci di intendere la parola di Dio, si erano radunati di primo mattino.
Non si erano radunati i fratelli cari per fare una bella passeggiata o una bella, scampagnata insieme. Si erano radunati insieme, fratelli cari, una moltitudine di persone insieme con un unico scopo. Si erano radunati sulla piazza per fare che cosa? Per ascoltare il consiglio della parola di Dio. Fratelli cari, erano assetati, erano affamati, erano desiderosi di ascoltare ciò che c'era scritto nella parola di Dio. E stavano lì, fratelli cari, dice la parola, come abbiamo letto, che dall'inizio dell'alba, quindi verso le 6 del mattino, fino a mezzogiorno, per 6 ore intere stavano lì ed ascoltavano la parola di Dio. Stavano lì attenti ed ascoltavano con orecchie attente, senza distrazioni. Volevano ascoltare, volevano comprendere, volevano sapere ciò che Dio aveva da dirgli in quel tempo, in quel momento, ciò che c'era scritto nella legge di Mosè, i suoi statuti, i suoi comandamenti, i suoi precetti. E stavano lì, fratelli cari. E io dico tante volte, noi quando si predica la parola di Dio, ce l'abbiamo tra le mani, noi la sottostimiamo, non valutiamo qualcosa di prezioso, di meraviglioso. Fratelli cari, la Bibbia è la parola di Dio. C'è stato qualche teologo liberale nel passato tempo che diceva che contiene la parola di Dio. Non la contiene. La Bibbia è la parola di Dio. Cioè Dio ha parlato, Dio parla attraverso questa parola. Lui ha detto all'umanità ciò che è la sua volontà. E noi in questo tempo, fratelli cari, se veramente tutti noi insieme vogliamo ricevere un risveglio e non vivere più nella, come posso dire, sedentarietà o una vita quasi normale, appiattita. Io non ci sto, fratelli cari. Noi abbiamo visto delle cose meravigliose da parte di Dio, però vogliamo continuare a vedere ciò che Dio vuole fare, fratelli cari. Non è tempo di accomodarsi, non è tempo di sedersi, ma è tempo, fratelli cari, che io e te, io in primis, ma anche voi insieme a me, ci diamo una sveglia, fratelli cari. E la sveglia dove arriva? Il risveglio da dove arriva? Il mio cuore, fratelli cari, è un tempo in cui deve ritornare ad ardere per le cose di Dio, per l'avanzamento del regno di Dio, per le anime che si perdono. È scritto in questa parola, fratelli cari, quasi parla di risveglio. E vedete questa attitudine particolare, dice che il popolo tendeva l'orecchio, era attento, non era distratto, non si faceva prendere da altri pensieri, era attento, voleva ascoltare. E vedete che cosa dice la parola? Che tendeva l'orecchio per sentire. E dice la parola, dopo aver ascoltato e attentamente ascoltavano questa parola, dice si inchinarono e si prostrarono. In poche parole, fratelli cari, stavano adorando il Signore. Si inchinarono e si prostrarono, significa adorare il Signore, fratelli cari. Loro all'ascolto della parola di Dio con tanta riverenza adoravano il Signore. L'adorazione del Signore si può fare in tanti modi, come dicevo prima, in piedi, con mani alte, piegati, inginocchiati, come volete. Davide si prostrava e adorava il Signore disteso sul pavimento della sua casa. Ma, fratelli cari, quando noi ascoltiamo la parola di Dio, l'attitudine deve essere completamente diversa. Se io voglio ricevere un risveglio, voglio essere risvegliato io personalmente nella mia vita, nella mia casa, nella mia famiglia, io devo avere un'attitudine diversa. Quando si predica, si ascolta la parola di Dio, io devo essere attento, ma soprattutto mi devo approcciare ad ascoltare questa parola in completa adorazione, fratelli cari. Questo popolo, dice la parola di Dio, all'unisono. Nessuno gli ha detto niente come comportarsi. Non c'era un direttore di orchestra come noi vediamo, che guida un po' l'orchestra o il popolo a fare determinate cose. Qui, fratelli cari, il popolo spontaneamente, all'ascolto della parola di Dio, dice che questo popolo si è inchinato e si è prostrato davanti al Signore per adorarlo. Per adorarlo, fratelli cari. L'adorazione, fratelli cari, noi dobbiamo comprendere che cos'è. L'adorazione che cos'è? Sono tutte quelle parole, quelle attitudini che fanno una cosa, fratelli cari, che danno gloria a Dio. In parole, io fisicamente, con le mie labbra, con le mie mani,
tutto quello che faccio e dico deve esaltare il nome del Signore. Questo significa adorare il Signore, fratelli cari. E noi, il tempo in cui noi dobbiamo avere questa predisposizione, forse ritornare un po' al primiero zelo, ritornare ad avere un'attitudine diversa, fratelli cari. Adorare il Signore, che significa prostrarsi, inginocchiarsi, veramente esaltare il Signore con tutto noi stessi. Vedete, nell'Antico Testamento, diciamo fin dalle origini, si è cercato sempre l'adorazione a Dio e si andava al Signore, fratelli cari, chi si ricorda un po' la storia dell'Antico Testamento, con sacrifici. Cioè si andava al Signore, anche quello era un gesto, era un motivo di adorazione. Si andava dal Signore e si adorava il Signore portando un sacrificio. Vi ricordate di Abele, di Caino, di Abramo, di tanti che la loro adorazione verso il Signore consisteva, fratelli cari, nel portare al Signore dei sacrifici. Era un gesto che esprimeva tutto ciò che avevano nel loro cuore, quello di adorare il Signore attraverso il sacrificio, attraverso un'offerta, fratelli cari. E io vi dico di più, oggi il Signore non ci chiama a portare un'offerta o un sacrificio al Signore, però c'è scritto qualcosa nella parola di Dio che, se è vero sì che nell'Antico Testamento si portavano degli animali, delle colombe, dei becchi come adorazione a Dio, come offerta, io vi dico di più, che in Ebrei capitolo 13 al versetto 15 voglio leggere questo versetto insieme a voi, perché anche questo fa parte dell'adorazione ed è scritto così nel libro degli Ebrei capitolo 13 al versetto 15. Vedete che cosa dice questa parola di Dio? Per mezzo di Lui dunque offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Fratelli cari, se Dio è vero che non ci chiama a fare delle offerte attraverso animali, becchi o colombe, ma Dio in questo tempo ci chiama ad offrire del continuo a Dio un sacrificio di lode. Dio ci chiama a portare a Dio la nostra lode, un sacrificio, come se fosse un sacrificio, no. Ma l'adorazione a Dio, fratelli cari, può anche essere espressa attraverso la lode. Quanto io canto a Dio, quanto lodo il Signore, Dio si compiace, perché anche questo, fratelli cari, significa adorare il Signore, attraverso la lode, attraverso i canti. Vi ricordate alla nascita di Gesù? Dice che alla nascita di Gesù una miriade di angeli lodavano il Signore, esaltavano il Signore, il Dio del cielo, che avesse, fatto grazia di poter far nascere Gesù per la salvezza dell'umanità. E anche gli angeli lodavano, cantavano. Vedete? E la mia adorazione, la tua adorazione verso il Signore può essere espressa anche attraverso il sacrificio della lode, che Dio si compiace, fratelli cari, la lode, fratelli cari. E in questo passaggio della parola di Dio, vedete, noi che in qualche modo ministriamo la parola, cerchiamo di essere quanto più semplici possibile. In questo tempo abbiamo letto, fratelli cari, che molti non intendevano la parola di Dio, perché venendo dalla cattività avevano preso la lingua madre, l'ebraismo. E loro che cosa facevano? Dice che sono stati chiamati degli uomini, fratelli cari, a spiegare quella parola, ad interpretare quella parola e a portarla nella lingua che in quel tempo conoscevano, l'aramaico. Cioè non dicevano delle cose che il popolo non potesse comprendere. Anche noi quando meditiamo, predichiamo la parola, cerchiamo di essere quanto più semplici è possibili, perché questo ce l'ha insegnato Gesù. E vedete, anche qui c'era questo accorgimento particolare. Cioè c'erano dei traduttori che dall'ebraico, che molti non conoscevano, all'aramaico, la lingua che loro in quel tempo conoscevano. E vedete, c'era tutta questa accortenza, perché si voleva e si cercava, fratelli cari, con tutto il cuore che il popolo potesse comprendere ciò che era la parola di Dio, ciò che era la volontà di Dio. Quindi in parole povere veniva spiegata questa parola meravigliosa di Mosè, di Dio, che aveva dato al suo servo Mosè.
E dice la parola di Dio, fratelli cari, vedete questo aspetto particolare? Il versetto 9 dice che mentre si ascoltava questa parola e si riceveva questa parola, quindi si comprendeva questa parola, ciò che Dio voleva dire, dice il versetto 9, il popolo piangeva ascoltando. Piangeva, fratelli cari. Piangeva perché attraverso questa parola sicuramente il popolo comprese che forse era mancante, che aveva bisogno della grazia e dell'aiuto di Dio. Vedete, dice la parola che questo popolo provò una profonda contrizione di fronte all'ascolto, piangeva perché ascoltava e forse di fronte a quella parola si trovava mancante. Quante volte, fratelli cari, è successo a noi che ascoltare la parola di Dio, che il Signore ti metteva in difficoltà perché tu di fronte a quella parola predicata, ascoltata, compresa, tu ti sentivi mancante. E quante volte forse è successo nella nostra vita a dire Signore abbi pietà di me, perché questa parola mi mette a nudo, mi mette in difficoltà, mi fa comprendere Signore che su tanti aspetti della mia vita io sono mancante, perché nella tua parola tu mi dici di fare questo e forse io non lo faccio. Mi dice di camminare attraverso questa strada e forse io sto camminando per un'altra strada. Mi dici di stare attento al peccato e forse io lo sto commettendo. Di fronte a questa parola, fratelli cari, dice questo passaggio di questa sera che il popolo ascoltava ma piangeva, perché Dio metteva a nuda tutte le mancanze e la precarietà di questo popolo. Il popolo piangeva. Allora, fratelli cari, come avviene un risveglio nella nostra vita? Il risveglio, fratelli cari, nella nostra vita e di chi ci ascolta viene attraverso di nuovo al ritorno e alla meditazione e all'ascolto della parola di Dio. Vi ricordate un giorno il Signore che cosa disse a Giosuè? Quando lo chiamò, quando disse il mio servo Mosè è morto. Lo chiamò questo giovane condottiero che era un aiuto per Mosè e disse il mio servo è morto, adesso tocca a te. Ma che cosa gli disse? Che cosa gli disse? Tu sei un condottiero, continua ad allenarti? Continua a maneggiare le armi? Non gli ha detto questo, fratelli cari. Ha detto medita la mia parola giorno e notte, non deviare da essa. Se tu vuoi riuscire in tutte le tue imprese, disse a Giosuè, e il Signore lo dice a noi in questa sera, se tu vuoi riuscire in tutte le tue imprese, in tutto quello che la tua mano intraprenderà a fare, dice la parola di Dio di questa sera, medita la parola di Dio giorno e notte e non deviare da essa. Questo è quello che ha detto a Giosuè. E sapete la storia di Giosuè? Giosuè, fratelli cari, non ha alzato nemmeno una spada a volte contro i nemici. È stato Dio stesso a dargli vittoria quando ha fatto cadere le mura di Gerico o quando è andato incontro ad Ai o ad altre città. È stato solo obbediente a ciò che Dio aveva detto. Ha messo in pratica quella parola. E noi in tempo in cui, fratelli cari, dobbiamo ritornare alla parola di Dio tutti insieme, a meditare questa parola, fratelli cari, giorno e notte. Se noi vogliamo uscire vittoriosi da tutte le difficoltà di questa vita, noi dobbiamo ritornare a questa parola. Il risveglio viene attraverso questo, fratelli cari, non attraverso altre situazioni o strategie particolari. Il risveglio nel nostro cuore, nelle nostre chiese e dove il Signore ci manderà è perché proprio noi ritorniamo alla parola, la meditiamo, la comprendiamo, ma soprattutto, fratelli cari, noi la mettiamo in pratica. Uno, ho detto di ritornare alla parola. Due, fratelli cari, se noi vogliamo ricevere un risveglio come in questo tempo, noi dobbiamo ritornare alla preghiera. È scritto in Matteo 18, versetto 19, ancora io vi dico che se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualunque cosa, questo sarà loro concesso dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dovunque 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Il popolo si riunisce, le persone si riuniscono come in questo tempo pregando il Signore. E Dio, vedete, Gesù in questo contesto particolare ha insegnato proprio ai suoi discepoli a fare questa attitudine.
Mettetevi d'accordo, dice la parola di Dio, mettetevi d'accordo. Io vi dico, se due di voi si mettono, solo due, e noi siamo più di due in questa sera, ci mettiamo d'accordo tutti insieme. Questo ce l'ha insegnato Gesù, fratelli cari. Mettetevi d'accordo, un unico cuore, un'unica mente, un unico sentimento, un unico spirito. Dice, vedete, se io non esaudisco le vostre preghiere, se non vi abbondo molto di più di quello che voi mi state chiedendo. Quindi c'è la preghiera, il ritorno alla preghiera, fratelli cari. Io non so in questo tempo quanto tempo stiamo dedicando alla preghiera tutti insieme. Non vi fate deviare, fratelli cari, dalle luci che si stanno accendendo in varie parti delle nostre città. Non vi fate deviare, ma stiamo attaccati alla parola e continuiamo a pregare senza stancarci, perché il Signore ci ha detto in questa sera che se ci accordiamo, fratelli cari, noi vedremo la gloria di Dio, cioè che il Padre nostro che è nei cieli accoglie le nostre preghiere. E quindi il ritorno alla preghiera, fratelli cari. E poi, fratelli cari, c'è un altro aspetto dell'adorazione. Allora la lode, il ritorno alla parola, la preghiera, ma c'è anche un altro aspetto, perché se io ascolto la parola di Dio, la comprendo, la metto in pratica, c'è un aspetto che dobbiamo considerare tutti insieme, come considerò questo popolo. Piangeva perché c'era un perché. E io voglio leggervi, fratelli cari, nella prima lettera di Giovanni al capitolo 1, al versetto 9, perché questo popolo piangeva. Prima Giovanni, il primo capitolo, il versetto è il 9. È scritto: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonare i peccati e purificarci da ogni iniquità. Vedete, quando si ascolta la parola di Dio, come questo popolo che comprese che era di fronte a quella parola predicata, come in questa sera, si trovava mancante, piangeva, ma soprattutto fece una cosa: confessarono i loro peccati davanti al Signore. Non negarono di aver offeso il Signore attraverso il loro comportamento, la loro attitudine. Confessarono i loro peccati, perché è scritto in questa parola: se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonare i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi, di fronte all'ascolto della parola, fratelli cari, anche questo è un gesto di adorazione verso il Signore. Io adoro il Signore e posso adorare il Signore anche confessando il mio peccato, non ritenendolo nel mio cuore, ma mi presento davanti a Dio sapendo che se io confesso il mio peccato, Egli è fedele e giusto da poterlo perdonare e soprattutto, dice la parola, di purificare da ogni mia iniquità. Quindi vedete questa attitudine, fratelli cari. E soprattutto c'è un ultimo aspetto che dobbiamo considerare e fare nelle nostre vite. C'è, fratelli cari, un'umiltà particolare che deve contraddistinguere tutto questo. Ci deve essere un'umiltà, ma soprattutto un sincero ravvedimento. Il ravvedimento, fratelli cari, significa che se io ho ascoltato la parola di Dio, non rimango sulla mia posizione. Ho confessato il mio peccato, ma mi ravvedo, cioè io cambio attitudine, cambio nella mia vita. Difatti, in Luca 18, versetto 13, vogliamo leggere questo versetto meraviglioso nell'Evangelo di Luca, capitolo 18, versetto 13. Sapete questa storia del fariseo e del pubblicano, no? Facciamo una cosa, leggiamo dal versetto 9 che è più comprensibile quello che sto per dirvi. Disse ancora questa parabola per certuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. 2 uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro era pubblicano. Il fariseo, stando in piedi dentro di sé, pregava così:
Oh Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri e neppure come quel pubblicano. Io digiuno 2 volte alla settimana e pago la decima da tutto ciò che possiedo. Il pubblicano invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, sii placato verso me peccatore. Io vi dico che questi e non l'altro ritorno a casa sua giustificato, perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato». L'attitudine, fratelli cari, di presentarsi davanti a Dio con umiltà e un sincero ravvedimento, come questo pubblicano, che non si presentò davanti a Dio come il fariseo, pieno di se stesso. Io faccio questo, io faccio quello, io do la decima, io sono attento in tutta la tua legge. E quindi c'era la sua alterigia, la sua superbia che si poneva davanti a Dio. Invece il pubblicano, riconoscendo il suo peccato, la sua debolezza, diceva: Signore, abbi pietà di me. Ma perché? Perché sapeva che Dio era misericordioso, che chiunque, come abbiamo letto prima, confessa il suo peccato, il Signore è buono, è giusto da poterlo perdonare. Ma soprattutto dice la parola di questa sera che chi si innalza sarà abbassato e chi si abbassa come questo pubblicano sarà innalzato. E noi in questa sera, fratelli cari, vogliamo avere queste attitudini che abbiamo letto in questa parola meravigliosa. Dice la parola alla fine, fratelli cari, vedete il risveglio, vi parlavo di risveglio. Il risveglio è, dice la parola di Dio alla fine di questo passaggio, che dopo aver compreso la legge, dopo aver pianto, dopo aver adorato il Signore, riconosciuto il suo peccato, dice però il popolo fece una cosa importante, anzi fu chiamato, fratelli cari, a non piangere più. Dice la parola che non doveva più piangere perché era un giorno di gioia. E noi proprio in questa sera, fratelli cari, siamo qui, abbiamo ricevuto la parola di Dio, abbiamo compreso, abbiamo capito, ci siamo ravveduti, ci siamo pentiti, abbiamo pianto, abbiamo adorato il Signore, abbiamo lodato il Signore perché il Signore apprezza tutto questo, ci chiama di nuovo a pregare, al ritorno alla preghiera, il ritorno all'umiltà, al ravvedimento, ma alla fine dice il Signore in questa sera: non piangete più, perché questo è un giorno, è una serata di festa, perché abbiamo compreso la sua parola. E dice che proprio perché c'era un giorno di festa e di risveglio, porta anche, fratelli cari, a vedere le difficoltà degli altri. Dice la parola di Dio che chi non aveva da mangiare riceveva delle porzioni per poter mangiare. Cioè i fratelli, le sorelle provvedevano ad altri fratelli ed altre sorelle che non avevano di che mangiare. Perché era un giorno di festa, fratelli cari. Il risveglio che noi dobbiamo vivere è questo, come dice il Signore nella sua parola. Quando qualcuno disse: Signore, ma quando mai noi ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare? O assetato e ti abbiamo dato da bere? O eri nudo e ti abbiamo rivestito? E il Signore disse: quando l'avete fatta ad uno di questi minimi, l'avete fatto a me. Questo significa avere il risveglio nel cuore, fratelli cari. E noi vogliamo vivere questo risveglio, cioè non vivere più la sedentarietà della nostra vita. Ci siamo quasi accomodati, facciamo il nostro bel culto, 1, 2, forse non so, e poi vabbè, la vita scorre così. No, fratelli e sorelle, ascoltiamo la parola di Dio come fosse una parola così di uomini. Questa è parola di Dio, fratelli cari, e per noi poterla ascoltare come in questa sera è un privilegio, è un onore. Ma soprattutto, fratelli cari, questa parola che ancora ci mette a nudo tutte le nostre difficoltà, ma ci chiama anche a fare qualcosa di diverso, ad avere un'attitudine diversa, fratelli cari. Allora Dio si compiace perché quando vede un popolo che lo adora, che lo cerca, che si prostra, che riconosce il suo peccato, come abbiamo letto in questa parola, Dio è buono, è giusto da poter perdonare i peccati e benedire le nostre vite ed ascoltare, fratelli cari, le nostre preghiere come abbiamo letto. Perché noi in questa sera di fronte a questa parola abbiamo riconosciuto che siamo mancanti. Forse è stato un tempo di lassismo, dove forse abbiamo preso la vita nelle cose di Dio con routine, con superficialità. Ritorniamo, fratelli cari.
veramente con un cuore diverso all'ascolto della parola di Dio, ma ad avere un atteggiamento completamente diverso, a mettere di nuovo le cose di Dio al centro, al primo posto della nostra vita. Questo popolo, fratelli cari, dice la parola di Dio, e forse se accadrebbe in mezzo a noi si comincerebbe a sbuffare. Dice che dalle 6 del mattino, dall'alba fino a mezzogiorno, ascoltavano la parola di Dio e stavano attenti. 6 ore in piedi. 6 ore ad ascoltare. Ma perché? Perché il loro cuore era affamato, era assetato di ascoltare la parola di Dio. Ritorniamo alla parola di Dio, fratelli e sorelle. Se vogliamo avere vittoria nelle nostre case, nelle nostre famiglie, sui posti di lavoro, su una conversione che forse non avviene, forse su una guarigione che sta tardando, forse su tante altre situazioni della nostra vita, ritorniamo alla parola di Dio. Noi è lì che riceviamo vittoria, fratelli cari. Quando noi ritorniamo alla parola di Dio, quando ascoltiamo la parola di Dio, quando meditiamo questa parola, ma soprattutto quando mettiamo in pratica questa parola, noi vedremo vittoria su ogni ambito della nostra vita, come l'ha vista Giosuè. Quando il Signore gli disse: medita questa parola giorno e notte, non si diparta mai dal tuo cuore. Ritorniamo alla parola di Dio, fratelli cari. Ritorniamo ad essere un popolo di veri adoratori, che non si presentano più davanti al Signore con tanta superficialità, o come se in questa sera siamo entrati qui a timbrare un badge. Dici: io sono stato presente, ho timbrato il mio cartellino e sto a posto così. No, non è così, fratelli cari. Quando siamo alla presenza di Dio, Dio richiede, come abbiamo letto, un popolo di adoratori che lo adorino in spirito e verità, perché di tali adoratori, di tali figli il Signore richiede. Dobbiamo ritornare alla parola, alla preghiera, alla lode, all'adorazione. Dobbiamo ritornare con un cuore diverso, fratelli cari, perché noi vogliamo vedere la gloria di Dio. Noi vogliamo vedere le nostre famiglie convertite, fratelli cari. Noi vogliamo vedere anime che si salvano. Noi vogliamo vedere che quando ci mettiamo insieme, come abbiamo ascoltato, insieme, accordandoci, fratelli cari, noi vogliamo vedere le guarigioni di Dio sui nostri fratelli e sulle nostre sorelle. Ma bisogna accordarsi, bisogna ritornare alla preghiera, fratelli cari. Oggi è un tempo in cui, quando ci sono i tempi di preghiera nelle comunità, ci si disattende sempre. Forse a volte nei servizi di culti le comunità sono piene, ma quando poi c'è l'invito alla preghiera ci sono sempre poche persone, pochi fratelli, poche sorelle. Forse perché nella preghiera non c'è visibilità, non lo so. Io amo la preghiera, fratelli cari. Dobbiamo ritornare alla parola di Dio, all'adorazione, alla preghiera, perché noi vogliamo vedere la gloria di Dio insieme, fratelli cari. Allora alziamoci in piedi, fratelli e sorelle, tutti insieme, ed abbiamo un atteggiamento nei riguardi di Dio dopo aver ascoltato questa parola completamente diverso. Io non voglio presentarmi più davanti al Signore con tanta superficialità. Io voglio presentarmi al Signore con un cuore rotto e contrito, che trema alla sua presenza, sapendo che il mio Dio è un Dio meraviglioso, che è degno di essere adorato, innalzato, glorificato per tutto quello che Egli già ha fatto, ma continuerà a fare nelle nostre vite. Ritorniamo alla parola, ritorniamo alla preghiera, ritorniamo alla vera adorazione. C'è un canto, se mi ricordo male, dice: torno alla vera. Io non so cantare, però vi ho intonato due minuti così, 2 secondi. Però bisogna ritornare alla vera adorazione, perché Dio ama un popolo di adoratori che l'adorano in spirito e verità, e noi vogliamo essere quel popolo. Io non voglio che siano gli altri. Io insieme a voi voglio adorare Dio, voglio accordarmi nel pregare e chiedere a Dio ancora in questa sera che Lui intervenga nelle difficoltà, come abbiamo letto in queste richieste di preghiera. Accordarci affinché Dio operi e guarisca e libera e tocca ancora tanti cuori per la salvezza. Facciamo un bel canto allora tutti insieme. Alleluia. A te la gloria, papà. Grazie per la tua meravigliosa parola, papà. Grazie per questo consiglio che ancora tu ci hai dato in questa sera, perché se vogliamo avere vittoria, Padre, tu ci hai detto di ritornare alla parola,
di meditare la parola giorno e notte, e che questa parola non si diparta mai dal nostro cuore. E noi vogliamo vivere in questa dimensione, vogliamo vivere in questa dimensione, papà. E noi vogliamo adorarti, papà. Abbiamo ascoltato la tua parola, abbiamo compreso, e adesso vogliamo adorarti tutti insieme. A te la gloria, papà. Quando Solo e semplice, siamo solo noi. Spero proprio che ciò che ho per te ti raggiunga il cuore. Il canto che offro a te dice tutto di me, spero che lo amerai. chiedi sincerità, Tu chiedi sincerità, cerchi profondità, tu guardi dentro al mio tutti insieme, cuore. alleluia. Torna alla vera adorazione e ritorno a te, soltanto a te, Gesù. Mi pento per quello
quando riguarda te, soltanto a te, Gesù, torna la vera adorazione e ritorno a te, soltanto a te, Gesù, mi pento per quello che ne ho fatto, quando riguarda te, soltanto a te, Gesù. Alleluia, Signore. Grazie, papà. Neemia disse: questo è il giorno consacrato all'Eterno il vostro Dio, non fate cordoglio e non piangete. Tutto il popolo infatti, ascoltando le parole della legge, piangeva. Poi Neemia disse loro: andate, mangiate cibi squisiti e bevete vini dolci e mandatene porzioni a chi non ha nulla di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non rattristatevi, perché la gioia dell'Eterno è la vostra forza. La gioia dell'Eterno è la nostra forza. Vogliamo continuare ad avere un momento, un tempo di adorazione. Grazie, papà, perché tu, Signore, ci hai fatto gioire attraverso la tua parola, anche se questo per un tempo forse ci ha rattristati, ripresi, ma poi, come sempre, la tua parola, Signore, mette gioia nel nostro cuore. E noi ti ringraziamo per questo. E siamo gioiosi in questa sera di aver avuto, Signore, il privilegio, l'opportunità, la grazia di poter ascoltare la tua meravigliosa e preziosa parola, che ha parlato ancora una volta alle nostre vite. E noi vogliamo essere un popolo di adoratori. Vogliamo cercarti ancora in questa sera con tutto il nostro cuore, papà. Vogliamo cercarti, vogliamo adorarti. Vogliamo lodarti, innalzarti, ringraziarti, benedirti, pregarti, papà. Vogliamo stare alla tua meravigliosa presenza. Vogliamo stare qui alla tua presenza, papà, perché la sentiamo forte questa presenza tua in questa sera nel nostro mezzo. Grazie, Gesù, per come sei qui, Signore. Grazie. Grazie, papà. Tu sei qui ancora per operare verso il tuo popolo, verso i tuoi figli, verso le tue figlie, papà. Perché conosci, Signore, il cuore di ciascuno di loro, Signore, come è venuto nella tua casa, Signore, desideroso di ascoltare la tua parola. E tu non ti sei fatto attendere, papà, hai parlato al cuore di ciascuno di noi. E noi vogliamo adorarti, papà. Vogliamo adorarti, papà. Grazie, papà. Grazie per questo tempo meraviglioso di stare alla tua presenza. Grazie, papà. Ora sì, Scende
alleluia. entra nel soprannaturale, si sente, scende la tua gloria qui, grandi cose tu farai, si entra nel soprannaturale. Dillo Yahweh, con forza. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, si manifesterà. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, si manifesterà. Se lo adori, Lui si manifesterà, se lo chiami, Lui si manifesterà, se lo cerchi, Lui si manifesterà. adora il Signore. Se lo adori, Lui si manifesterà, se lo chiami, Lui si manifesterà, È una se lo certezza, cerchi, dillo. Lui si manifesterà. Se lo adori. Se lo adori, Lui si manifesterà, se lo chiami, Lui si manifesterà, se lo cerchi, Lui si manifesterà. Yahweh si manifesterà, Jireh si manifesterà, Rafa si manifesterà, si manifesterà. Dillo. Yahweh si manifesterà, Questa sera. Jireh si manifesterà, Rafa si manifesterà, si manifesterà. Dillo. Yahweh si manifesterà, Jireh si manifesterà, Rafa si manifesterà, si manifesterà. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Grida Jireh. Jireh, Grida Adonai. Adonai, si manifesterà. Grida questo nome con potenza. Nel nome di Gesù c'è potenza di liberare, di sanare, di guarire, di debellare ogni cosa che ha detto l'uomo. Grida Yahweh, grida Rafa, grida Jireh nel nome di Gesù. Grida il suo nome. Nel nome di Gesù c'è potenza. Nel nome di Gesù c'è guarigione. Gridalo con forza, alleluia. Yahweh, dillo. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, si manifesterà.
Alleluia, Signore. Restiamo con questa attitudine, fratelli cari, perché Dio è presente. Noi l'abbiamo invocato, l'abbiamo adorato, l'abbiamo esaltato, l'abbiamo cercato ed Egli è presente qui in mezzo a noi in questa sera. Egli è qui ancora per operare. Chiedi al Signore e ti sarà fatto in questa sera. Chiedi una guarigione, chiedi una liberazione, chiedi a Dio ed abbi fiducia, certezza, credici con tutto il cuore ed Egli in questa sera opererà nella tua vita, perché Egli è presente, fratelli e sorelle, perché Egli cerca un popolo di adoratori e noi siamo tali. Stiamo adorando il Re dei Re, il Signore dei Signori, ed è qui in questa sera in mezzo al suo popolo. Ti dice: non attristarti più, non piangere più, perché la gioia del Signore è la nostra forza. La gioia del Signore è la nostra forza. Non piangere più in questo tempo, perché Dio ha ascoltato la tua supplica. Dio si è compiaciuto dell'adorazione, si compiace dell'adorazione che noi gli stiamo offrendo. Ecco perché vogliamo continuare ad adorare il Signore tutti insieme, perché non vogliamo che il Signore vada via. Signore, resta con noi, come dissero quei due discepoli, resta con noi, perché si è fatto già sera, papà. Ma noi vogliamo stare ancora alla tua meravigliosa presenza, papà, perché sappiamo che sei qui con noi, papà. Grazie, papà. Sei meraviglioso, Signore, sei meraviglioso, papà. A te la gloria, Gesù. A te la gloria, Padre. Sei meraviglioso, Padre. Grazie, Gesù. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, papà. Grazie, Signore, perché tu in questa sera stai operando, stai guarendo, Signore. Tu stai guarendo il tuo popolo, papà. Grazie, Gesù, per la tua fedeltà, Signore. Alleluia, 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 Signore. Grazie, papà. A te la gloria, Gesù. Grazie, Padre. A te la gloria, Gesù. Grazie, papà. Benedetto sei, Padre. Grazie, Gesù. Voglio dichiarare il nome di Gesù sopra ogni cuore e anima. Ci donerà speranza e libertà. Dillo. Solo Gesù. Voglio dichiarare il nome E Gesù, ogni dipendenza spezzerà. che ogni dipendenza spezzerà. Ci donerà speranza e libertà. Solo questo nome, alleluia. Solo Gesù. In te potenza e guarigione, c'è vita in te. Non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Dichiaralo. Voglio dichiarare il nome Gesù Sopra la paura e l'ansietà, alleluia. sopra la paura e ansietà. Su ogni anima. Su ogni anima caduta in depressione. Solo questo nome, dillo. Solo Gesù. In te, Signore. In te potenza e guarigione, c'è vita in te.
più forte sei, splendi nel buio, un fuoco sei. In te potenza, In te potenza e guarigione, dillo, c'è vita in te. Non più forte sei, splendi nel buio, un fuoco sei. Gesù, dillo, Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità. alza le tue mani e dillo, Sulla mia famiglia dichiaro il santo nome, Gesù. Gesù, Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità. dillo, Sulla mia famiglia dichiaro il santo con nome, forza, Gesù. In te potenza e guarigione, c'è vita in te. dillo, Non più forte sei, splendi nel buio, un fuoco sei. in te Signore, In te potenza e guarigione, c'è vita in te. Non più forte sei, splendi nel buio, un fuoco sei. Alleluia. Signore, grazie, grazie, grazie papà. Grazie papà. Signore, come abbiamo ascoltato nella tua parola, ci inviti ad essere uniti per pregare per i tanti bisogni. Noi vogliamo farlo ancora per tutte queste richieste di preghiere che ci giungono da casa, e noi vogliamo essere ubbidienti alla tua parola e pregare per Tina e Gennaro per una guarigione e liberazione, Paola per problemi gravi di salute, Ombretta per guarigione, Domenico che si aspetta un miracolo da parte di Dio, Emanuele per coraggio, Anna Maria per completa guarigione, Antonio e Vincenzo per conversione, Cristiano, Gioele, Kevin, David. Dio li possa aiutare e benedire e possa portarli a sé. Signore Dio, veramente cosa dirti? Vogliamo ringraziarti con tutto il cuore, e io voglio invitare il fratello Emanuele a pregare per noi e a chiudere questo servizio per la gloria di Dio. Vieni. Alleluia, gloria a te Signore. O eterno Dio, vogliamo ancora dirti grazie Signore per questa sera, grazie Signore per ogni cosa ancora che tu hai fatto nel nostro mezzo Signore, grazie Signore per come siamo stati ripieni Signore della tua presenza Signore, per come tu Signore da quando siamo venuti fino a questo momento Signore Padre abbiamo potuto sentire in modo tangibile Signore Padre la tua presenza Signore. Ti ringraziamo davvero dal profondo del cuore, Padre, anche per la parola predicata, Signore. Grazie per come parli sempre ai nostri cuori, Signore. E come nemmeno una virgola, un punto della tua parola, Signore, cade a terra, Signore. Ma ogni tua parola, Signore, va a compimento. Signore, ancora ti chiediamo di accompagnarci alle nostre momentanee dimore, Signore. Aiutaci sempre, Signore Padre, a riconoscere, Signore, che Tu sei l'eterno Dio e che noi abbiamo bisogno di Te ogni giorno, Signore. Signore, anche il giorno di domani nelle Tue mani, Signore.
Ti prego, papà, che tu possa, Padre, anche usare quel giorno, Signore Padre, se tu ce lo doni, per manifestare ancora in quel giorno la tua gloria, Signore Padre, sulle nostre vite, Signore. Signore, vogliamo dirti ancora grazie dal profondo del nostro cuore, nel nome di Gesù Cristo, che è il benedetto in eterno. Amen.